Bene, ciao ragazzi, oggi parliamo di accessori auto perché mi sono procurato un po' di roba per la MG3 e spesso sotto i video mi viene chiesto dove hai preso il coprivolante, che dashcam mi consigli. Oggi ho raccolto un po' di cose e le vediamo assieme. Come sempre vi metterò dei link in descrizione se volete procurarvi quello che vedrete oggi, però ovviamente consiglio sempre questo: prendete questo video come una guida, però se qualcosa vi piace andate sempre a indagare online perché l'offerta migliore è sempre in agguato. Comunque, bando alle ciance e vediamo cosa mi sono fatto arrivare. Direi di cominciare dal coprivolante, che è il primo accessorio che vorrei consigliarvi. Perché ho preso un coprivolante? Perché soprattutto io, avendo la versione Comfort, non ho un volante che mi restituisce un grip eccessivo. Quindi, soprattutto in manovra, questo coprivolante mi dà un po' più di sicurezza. Oltretutto fa anche un'ottima funzione di salvaguardia e si integra bene col design della plancia. Vi metto il link ad AliExpress e andate a vedere se è un accessorio che fa per voi. Purtroppo sull'auto non abbiamo nessuna zona rinforzata per andare ad appoggiare il nostro piede sinistro. Poggia il piede oggi e poggia il piede domani, sicuramente rischiate di rovinare la moquette. Per montare questo accessorio è molto semplice: andate a pulire la zona dove va applicato, magari con un panno e l'aspirapolvere, poi togliete gli adesivi che sono molto potenti e pian piano andate ad appiccicare letteralmente questa protezione sulla moquette della vostra macchina. Posso assicurarvi che l'ho montato anche sull'MG ZS, è appeso lì da 2 anni e non accenna assolutamente a staccarsi, quindi è un prodotto che secondo me potrebbe esservi molto utile. Un altro accessorio secondo me fondamentale è una protezione per il bagagliaio, perché soprattutto noi qui sulla MG3 abbiamo la batteria dei servizi che è proprio sotto il pianale di carico. Con questa protezione in gomma, che a mio parere è fatta veramente bene, andate soprattutto a proteggere l'area sottostante da versamento di liquidi. Quindi, oltre a salvaguardare la moquette anche del bagagliaio, sapete che andate anche a salvaguardare la componentistica elettrica che si trova qui sotto. Quindi un accessorio di salvaguardia anche in questo caso estremamente utile. Uno degli accessori che più spesso suscita curiosità nei miei video sono questi punti luce crepuscolari. Di cosa si tratta? Sono di punti luce USB che si accendono soltanto se si accorgono che la luce ambientale non è sufficiente. Un'altra caratteristica di questi punti luce è quella di poter scegliere tra vari colori. Agendo sempre tramite uno stuzzicadente proprio su questo sensore crepuscolare, potete andare a modulare il colore che più vi piace e soprattutto avrà anche una funzione, oltre che estetica, funzionale, perché purtroppo la zona USB delle nostre MG è spesso molto buia. Vi metto anche in questo caso un link in descrizione e vedete se fa per voi. Un altro accessorio di salvaguardia che mi sono procurato è questa protezione in gomma per la chiave, semplicemente perché la chiave tende a cadermi per terra molto spesso, e cadi oggi e cadi domani, il rischio di rompersi è sempre alle porte. Allora vi dico questo: in realtà ci sono tantissime di queste protezioni, io vi metto sì il link, ma mai come in questo caso andate a vedere online se trovate qualcosa che magari costa anche meno. Però posso dirvi che questo modello nello specifico non ha nessun problema di attivazione dei tasti e soprattutto non va a influire sulla portata del vostro segnale radio, quindi nessun problema ad aprire la vostra macchina anche a distanza. Un'altra cosa molto utile per la vostra MG3 a mio parere è una dashcam, perché soprattutto noi abbiamo il vantaggio di un'installazione veramente veloce. Anche in questo caso ci sono tante dashcam in commercio, cercate di andare a scegliere quella che è più adatta alle vostre esigenze. Io ho preso questa Evilet su Amazon, era quella che aveva il rapporto qualità-prezzo a mio parere più interessante. Vi metto un link in questo caso anche a un video dove ho fatto una recensione del prodotto, ma la cosa più importante è questa: se potete, adesso che è legale, procurarsi una dashcam potrebbe essere una scelta molto saggia. Un'altra categoria di accessori che vi consiglio di andare a prendere in considerazione è quella degli adattatori wireless, perché come sapete l'MG dispone della connessione tramite Apple CarPlay e Android Auto soltanto tramite il cavo. Questo cosa comporta? In realtà nulla di veramente grave, però sapete che andare ad utilizzare uno smartphone sempre cablato come quando si è connessi con CarPlay non fa bene alla batteria.
Io sul canale ne ho recensiti tanti, però tenderei al momento a consigliarvi uno di questi due. Questo funge solo da adattatore wireless, si tratta di un prodotto della Linkifan. Ho fatto un video dedicato che vi posto comunque qui sotto in descrizione, ha un ottimo prezzo e funziona veramente bene. Mentre questo è l'Ottocast Play 2 Video Pro, un piccolo box che mi ha stupito per il rapporto qualità-prezzo. Fa anche la funzione comunque di adattatore wireless, ma la bisogna vi dà anche la possibilità, se volete, di vedervi sempre a macchina ferma, mi raccomando, qualche filmato sia YouTube che di video streaming. Quindi è sicuramente un prodotto più completo a un buon prezzo che potrebbe fare al caso vostro. Ovviamente non ho la certezza che questi siano i due migliori prodotti in assoluto che trovate sul mercato, però tra quelli che ho testato io sono stati quelli che mi hanno convinto di più, sia per quello che riescono a fare, ma soprattutto per il prezzo che mettono sul piatto. Quindi fate le vostre valutazioni e trovate anche in questo caso il link in descrizione. Quindi ragazzi, come avete visto, gli accessori che tendo a consigliarvi sono sempre quelli che hanno anche un utilizzo pratico. Non sono un grande amante degli accessori decorativi per auto. C'è un intero universo che lavora su queste cose, però lì si va un po' a gusto. Quello che piace a me potrebbe non piacere a voi. Bene, spero che questa selezione di semplici accessori possa esservi piaciuta. Per il resto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo contenuto. Ciao ragazzi!